Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Manifestazioni del 23 maggio accompagnate dalle polemiche per il minuto di silenzio anticipato all'Albero Falcone. Ai manifestanti risponde la sorella del giudice: la memoria non è un cronometro, ma impegno in ogni attimo della nostra vita. La Corte Costituzionale conferma il divieto di costruzione entro i 150 metri dal mare. La soddisfazione di Legambiente Sicilia. Ora si proceda alle demolizioni. Risolto il caso dell'accoltellamento avvenuto a Favignana nel Trapanese, finito ai domiciliari il 18enne fermato dai carabinieri dopo aver aggredito la madre e il compagno della fidanzata. Risse e aggressioni per contendersi i parcheggi a pagamento. A Catania il centro storico ostaggio di bande di extracomunitari che chiedono il pizzo agli automobilisti e non mancano le minacce di danneggiamenti. Il primo nido di tartaruga caretta di quest'anno in Italia è a San Pieri, nel Ragusano. La spiaggia sciclitana, da poco bandiera blu, ospita 115 uova, la schiusa tra 60 giorni. Calcio, primi movimenti sulle panchine delle società siciliane in vista della prossima stagione. In Serie B Palermo e Dionisi separati in casa. In C Mimmo Toscano dovrebbe restare in rosso-azzurro. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania, caccia del 25esimo scudetto. Alle 18:30 la Pallanesima, gara 1 contro la Roma. Bentrovati, ed è ancora polemica per il minuto di silenzio anticipato ieri all'Albero Falcone sulla strage di Capaci. La sorella del giudice, Maria, ha detto la memoria non è un cronometro. I manifestanti invece dicono non volevano il confronto, ma ci racconta tutto nel servizio Marco Gullà. Il 23 maggio continua a lasciare strascichi di polemiche. Questa volta a inasprire il clima è stato l'anticipo del minuto di silenzio sulla strage di Capaci, ovvero alle 17:58. Quando però è arrivato il corteo degli studenti alle 17:50, al grido di fuori la mafia dallo Stato, l'ex presidente del Senato Pietro Grasso aveva già pronunciato i nomi di Falcone, Morvillo e degli agenti di scorta seguiti dal silenzio. Ne è scaturita un'ulteriore contestazione da parte dei partecipanti del corteo. Il minuto di silenzio, perché per noi è sacro il minuto di silenzio, per dimostrare che noi vogliamo fare memoria di Giovanni Falcone, Francesco Morvillo, Vita Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Siamo qui per fare memoria. Non volevano il confronto, hanno detto alcuni manifestanti, puntando il dito contro i ministri presenti ieri alle celebrazioni del 33esimo anniversario della strage di Capaci, ovvero Nordio, Piantedosi e Giuli. Non c'era alcuna voglia di alimentare polemiche. È vero, il silenzio del trombettista è arrivato con qualche minuto di anticipo, ha invece detto Maria Falcone, sorella del giudice ucciso. Per noi la memoria non è un cronometro, ma impegno in ogni attimo della nostra vita. Un anticipo però anomalo. Non era mai accaduto che il silenzio in occasione della strage di Capaci fosse celebrato minuti prima. La Consulta ha confermato il divieto di costruzione entro i 150 metri dal mare. La soddisfazione di Legambiente Sicilia, che dice vittoria per la legalità, e adesso si proceda alle demolizioni. Giusy Lazzara. Arriva dopo anni di denunce contro la cementificazione selvaggia delle coste siciliane. Ieri la Consulta ha stabilito il divieto di costruzione entro 150 metri dal mare. Negli ultimi 35 anni il 9% della nostra costa è stato cancellato dal cemento, nonostante la presenza del vincolo paesaggistico e quello del divieto di edificare. Ci sono 40.000 edifici abusivi e Legambiente ricorda che si è continuato a realizzare complessi e strutture alberghiere illegalmente, promettendo sanatorie che spesso non sono state mai rese definitive. È una vittoria di civiltà per la legalità e per l'ambiente. Adesso bisogna ristabilire questo principio procedendo rapidamente alle demolizioni
di questi manufatti ancora presenti in questa fascia costiera e restituendo le spiagge alla naturalità dei luoghi. Il divieto esclude le costruzioni prima del 1976 perché ancora non esisteva la norma. Nel frattempo i sindaci, quando l'ordinanza di demolizione era esecutiva, potevano procedere. Il comune di Carini nel Palermitano è un esempio virtuoso. L'amministrazione aveva già scritto alla Corte Costituzionale per sostenere l'ordinanza anticondono. Abbiamo liberato più di 1 chilometro di costa, dice il sindaco Giovì Monteleone, e la nostra lotta al abusivismo non si ferma. Buone pratiche che adesso potranno essere estese ad altri comuni siciliani. E adesso la cronaca, dopo alcuni giorni di indagini finalmente è stato risolto il caso dell'accoltellamento avvenuto a Favignana nel Trapanese. Ai domiciliari è finito il 18enne fermato dai carabinieri dopo aver aggredito anche 2 soccorritori del 118 che erano intervenuti per soccorrere a loro volta la madre e il compagno della fidanzata. Laura Spanò. È finito ai domiciliari il 18enne che nei giorni scorsi aveva accoltellato la madre della fidanzata e il compagno, entrambi intervenuti per sedare un litigio scoppiato tra i due. Ora il 18enne si trova ai domiciliari a Trapani accusato di lesioni personali aggravate. Tutto è successo sulla più grande delle isole dell'arcipelago delle Egadi, Favignana. È notte fonda e i carabinieri vengono allertati dai medici del poliambulatorio che un giovane aveva aggredito 2 volontari del 118 della pubblica assistenza AMPS Paceco Soccorso, intervenuti per soccorrere lui e altre 2 persone raggiunte da diversi fendenti. La vicenda in quel momento sembra riconducibile solo allo stato di alterazione psicofisica del giovane. Arrivati alla guardia medica dell'isola, infatti, il 18enne aveva prima minacciato i 2 volontari con un coltello e un accendino, poi aveva iniziato a sferrare calci e pugni all'ambulanza fino a provare a metterla in moto per scappare via. Il giovane viene fermato dai carabinieri mentre la signora e il compagno venivano urgentemente trasferiti prima all'ospedale di Trapani e da lì a poco a Palermo. Le ferite ricevute avevano raggiunto diverse parti del corpo. Ora, a distanza di qualche giorno e dopo le opportune verifiche sul movente che aveva scatenato l'accoltellamento, il 18enne è finito ai domiciliari a Trapani. Tragico incidente nella notte a Partinico, nel Palermitano. Morti 2 giovani di 21 e 25 anni. L'auto finisce fuori strada e si schianta violentemente contro una saracinesca. Desiree Ferlito. Stavano rientrando a casa quando, ancora per motivi da accertare, l'auto su cui viaggiavano, una Fiat Punto, è finita fuori strada in via Principe Umberto a Partinico, schiantandosi contro la saracinesca di un garage, sfondandola. Sono morti così Cristian Abate di 25 anni e Leonardo Di Blasi di 21, entrambi del paese in provincia di Palermo. L'auto è pesantemente danneggiata, come vediamo da queste immagini girate stamattina. Chi si trovava al volante ha perso il controllo ed è finito contro la saracinesca di questo garage. L'impatto è stato fatale. Nel luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Partinico. L'impatto è stato violentissimo. I giovani sono stati immediatamente trasportati all'ospedale di Partinico, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei 2 ragazzi. Scene di panico e disperazione da parte di parenti e amici. Gravi criticità sono state riscontrate durante i controlli della Polizia di Catania in una macelleria di via Di Prima nel quartiere San Berillo. Il titolare è stato sanzionato per oltre 8.700 euro. Sono stati trovati 10 kg di carne senza tracciabilità che è stata distrutta, sequestrati anche 10 litri di olio. Durante il controllo gli agenti hanno appurato molte infrazioni amministrative. I poliziotti hanno identificato, oltre al titolare, anche la moglie e 2 figli di 6 e 8 anni trovati a giocare su un materasso sudicio buttato a terra e infilato in un anfratto della cucina accanto ai fornelli. I genitori hanno dichiarato di dormire lì saltuariamente e che avrebbero provveduto a trovare un luogo idoneo per fare giocare i loro bambini. E restiamo a Catania. Risse e aggressioni per contendersi i parcheggi a pagamento. Accade nel centro storico, che ormai è ostaggio di bande di extracomunitari che chiedono il pizzo agli automobilisti, e non mancano anche le minacce di danneggiamenti. Ci dice tutto Tonino De Mana.
Ci sono risse ogni sera con coltelli e bottiglie rotte. Dalla sosta selvaggia al parcheggiatore selvaggio, capace di assalire per pochi euro o di dare vita ad autentici duelli rusticani per accaparrarsi un'area di sosta già di per sé a pagamento. Bande di extracomunitari lottano tra loro, si azzuffano, si sfidano a colpi di bottiglie o oggetti contundenti per averne il controllo, una sorta di pizzo con tanto di appostamento alle macchinette. Corso Sicilia, Piazza della Repubblica, via Luigi Sturzo e il triangolo del malaffare, e a farne le spese sono gli automobilisti. In queste immagini il vetro in frantumi di una macchina, con il proprietario forse colpevole di non aver soddisfatto le richieste degli abusivi, tra l'altro sulle strisce blu. Le bande di cittadini extracomunitari organizzate per clan nazionali che si dividono in pratica i proventi di un'attività illecita che è quella del parcheggio abusivo. Catania, terra di paradossi, non si smentisce neanche in tema di parcheggi. In meno di 100 metri sono presenti 2 parcheggi AMTS, uno presidiato e custodito anche di notte, l'altro lasciato al suo destino, focolaio di insicurezza e di illegalità, dove gli extracomunitari stranieri, specie nordafricani, entrano in conflitto con senegalesi e nigeriani. Noi qua abbiamo una problematica assurda che ci fa distinguere a 50 metri di distanza in cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ci siamo rivolti al presidente della MTS, all'avvocato Vittorio, uno stimato professionista, per chiedergli di risolvere la situazione, cioè così come custodito questo, custodire quell'altro. Evidentemente non è stato possibile esaudirci al 100%. Negli ultimi tempi, ad onor del vero, i controlli interforze sono aumentati, ma non bastano per frenare una storica piaga. Annullata la gara da 466 milioni per il nuovo volto dei porti di Catania e Augusta, i rilievi dell'autorità anticorruzione e della Corte dei Conti. Sentiamo. Annullata la maxi gara d'appalto da 466 milioni per rifare il look dei porti di Catania e Augusta. È stato il presidente dell'autorità portuale di Catania, Francesco Di Sarcina, a bloccare tutto dopo i rilievi dell'autorità nazionale anticorruzione della Corte dei Conti. Criticità a partire dall'importo, che era errato 176 milioni invece di 466, che dovevano servire per la gestione di 44 servizi portuali e una nuova stazione marittima. Una marcia indietro che Sarcina aveva giustificato con l'impossibilità a superare le criticità sollevate, tutto perché la piattaforma telematica non permetteva di modificare il bando, rivedere il capitolato, avendo anche già aperto le buste per la gara. Anche su questo erano emerse frizioni con i consigli comunali di Catania e Augusta che avevano acceso la polemica, e anche un'azienda che avrebbe voluto partecipare aveva presentato un esposto all'ANAC. La Corte dei Conti esprimeva perplessità anche sulla gestione finanziaria dell'autorità portuale per il 2021, pubblicato nel 2024. Parliamo di un'altra opera, del ponte sullo Stretto, perché c'è una nota del MIT che dice: per il ponte sullo Stretto sono allo studio i più rigidi e rigorosi modelli antimafia già adottati con successo per ricostruzione post-terremoto, Olimpiadi e nuovi ospedali calabresi. Questo il MIT in una nota dopo la bocciatura da parte del Quirinale della norma sui controlli voluta dal ministro Salvini. Cambiamo decisamente argomento. Ieri sera a Ortigia è stata presentata la collezione di abiti e costumi realizzati nel laboratorio sartoriale Le Tele di Aracne, un progetto di inclusione sociale che coinvolge chi è a rischio marginalità. Francesca Loi. Dalla mise da giorno e da sera ai costumi, tutto realizzato a mano. Nella sfilata in piazza Archimede a Ortigia, le modelle indossano abiti speciali. È tutto cucito a mano, da chi è stato o è ancora in carcere, ma anche da chi ha subito violenza. Non pensavo di arrivare a questo punto perché non era il mio forte, però sto vedendo che ho non nascondo che ho delle doti. Cucito. Ago e filo alla mano per cucire, ma anche per stare insieme e socializzare. Siamo colleghi, amici, confidenti, a volte anche con i miei colleghi, con i professori anche, c'è un bel rapporto. E così, con questo progetto chiamato Le Tele di Aracne, hanno realizzato questa collezione. Oggi raccontiamo delle storie di persone che riannodano i fili della propria vita attraverso
delle nuove creazioni grazie a un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno. Da quasi un anno alla Borgata, in questo immobile confiscato alla mafia, si può trovare un nuovo punto di partenza. I nostri ragazzi vengono prima formati e poi introdotti in un ciclo di produzione. Imparano lavorando. Come ogni sabato torna il punto, l'approfondimento di Luca Ciliberti in onda in diretta oggi alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 invece su Antenna Sicilia. Al centro della nuova puntata le crisi politiche parallele di Forza Italia e del Partito Democratico tra malpancismi, faide e ricorsi che nel caso dei Dem avvelenano il congresso regionale. Tra gli ospiti del dibattito in studio il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, i deputati regionali Valentina Chinnici, Giovanni Burtone e la new entry all'Ars Alessandro Porto, appena approdato in Fratelli d'Italia. Quindi appuntamento oggi alle 14.30 su Telecolor con il punto. Intanto andiamo a Messina per parlare di grandi eventi estivi, di concerti, ma in chiave di ricaduta economica per il territorio. Pensate che per il doppio concerto di Vasco Rossi in programma tra meno di un mese non si trova più una camera libera. Ci dice tutto Francesco Triolo. Quasi come una caccia al tesoro, cercare una camera per alloggiare tra il 21 e il 22 giugno a Messina è un'impresa. Per rendersene conto è sufficiente andare su uno dei maggiori portali online di ricerca di alberghi e B&B e ci si rende conto come su quasi 700 strutture registrate ci sia posto soltanto in 5 ed a prezzi più che raddoppiati. Il motivo è presto spiegato e basta guardare il calendario degli eventi previsti in città, il doppio concerto di Vasco Rossi che richiama fans da tutta Italia ma anche dall'estero, Malta in particolare. E non è un caso perché una situazione del genere, sempre scorrendo quel portale, si riscontra anche per il 28 giugno, concerto di Cesare Cremonini, e per il 18 luglio, concerto di Ultimo. Insomma, per Vasco Rossi c'è il 98% delle strutture occupate, per gli altri due siamo quasi al 92%. Questo per comprendere anche il peso dei grandi eventi per il tessuto economico. Uno studio ha certificato come per ogni euro speso la ricaduta sulla città è di 7 volte. Ogni euro di ricavo da parte di questi eventi impatta per 7 volte sul tessuto, cioè su 1 milione di euro di incasso 7 milioni si riversano sul tessuto socio-economico, tenuto conto che un biglietto costa mediamente da 70 a 100 euro per 40.000, per 8 concerti capite bene il moltiplicatore a che cifre arriva. E Messina si conferma come una delle città del sud preferite per l'organizzazione di concerti di grande richiamo. Già per il 2026 sono stati annunciati Eros Ramazzotti e Geolier, per il 2027 sono stati bloccati 2 grandi artisti. Il primo nido di tartaruga caretta di quest'anno in Italia è a Sampieri, nel Ragusano. La spiaggia sciclitana, da poco bandiera blu, ospita 115 uova. La schiusa dovrebbe avvenire tra almeno 60 giorni. Veronica Barbarino. Le mamme tartaruga hanno scelto la spiaggia di Sampieri per depositare le loro preziose uova. Qualche giorno fa l'Arenile Sciclitano ha registrato il primo nido di tartaruga caretta in Italia per quest'anno, con ben 115 uova depositate. Questa mattina all'alba un'altra mamma ha creato il proprio nido per i propri piccoli. Le tracce sono ben evidenti, non è difficile riconoscerle, sembrano quasi il passaggio di un trattore. La tartaruga arriva, fa la camera dove deposita le uova e automaticamente poi ricopre. Quindi diciamo che abbiamo una parte dove troveremo un mucchio di sabbia che la tartaruga sistema per proteggere le uova naturalmente. I volontari del WWF, come prassi, sono prontamente intervenuti per circoscrivere il sito della nidificazione. Sul posto anche i volontari del gruppo comunale di protezione civile che hanno installato dei paletti e una rete di recinzione. Queste uova sono state spostate dalla biologa, autorizzata dal Ministero dell'Ambiente, perché inizialmente la tartaruga aveva depositato le uova in un tratto di spiaggia che purtroppo è a rischio di mareggiata. Quindi in questo caso si procede per metterle in un punto più sicuro. Adesso non ci tocca che aspettare almeno 60 giorni per la schiusa delle uova e la nascita delle tartarughine. E se durante la stagione vi capita di avvistare una tartaruga o le sue uova, non toccatele, ma chiamate la Guardia Costiera o il WWF.
E noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con lo sport, partiamo dal calcio, dalle prime mosse delle squadre siciliane in vista della prossima stagione. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso lo sport, il calcio, i primi movimenti in vista della prossima stagione per le società siciliane. Il Palermo e Dionisi sono ormai virtualmente divorziati, ieri per il rosanero rompete le righe, così come per il Catania che deve ripartire dai punti fermi di questa stagione. Mimmo Toscano dovrebbe però restare in rosso-azzurro. Marco Gulla. Il Palermo e Alessio Dionisi, un divorzio già scritto e in attesa di essere ufficializzato. L'entourage dell'allenatore sta definendo la rescissione con la proprietà del Palermo. Fallita la promozione in Serie A, con l'eliminazione ai play-off per mano della Juve Stabia, il destino del tecnico è segnato e la panchina rosanero sarà presto ufficialmente vuota. Via Dionisi, in casa Palermo si pensa quindi al sostituto. Il casting è già iniziato da qualche giorno. I nomi più accreditati sono quelli di Alberto Gilardino, Filippo Inzaghi e Fabio Pecchia. Osti rimarrà come direttore sportivo ma sarà affiancato da un collaboratore. La società rosanera ha intanto annunciato il primo movimento ufficiale in uscita. Il difensore danese Graves è stato ceduto agli olandesi del PEC Zwolle. Ieri per il Palermo rompete le righe e arrivederci alla prossima stagione. Stesso copione anche per il Catania. Ieri al Cibalino il tecnico Mimmo Toscano ha diretto l'ultimo allenamento della prima squadra. Un Catania deluso e ferito per una stagione di alti e bassi e che i tifosi speravano potesse continuare fino all'ultimo atto dei playoff, ma così non è stato. Mimmo Toscano potrebbe restare, c'è cauto ottimismo sulla permanenza dell'allenatore che non vorrebbe lasciare il progetto a metà. Anche il club teneo sembra orientato a confermare Toscano, prossima settimana incontro tra le parti. E in vista della prossima stagione sta già lavorando a fari spenti il Trapani, che però come prima cosa vorrà evitare, tramite ricorso, di partire con un segno meno in classifica a causa del deferimento legato alla gestione finanziaria del club e all'utilizzo dei crediti d'imposta, un po' come è successo al Brescia in Serie B. Il presidente Granata, Valerio Antonini, promette battaglia. E adesso la pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania a caccia del 25esimo scudetto alle 18:30 alla Pallanesima, gara 1 contro la Roma. Tonino De Mano. Ancora una volta loro, ancora una volta in vasca per contendersi il tricolore. Al Pallanesima, fischio d'inizio alle 18:30, Orizzonte Catania e SIS Roma si affrontano in gara 1 scudetto, dopo aver superato rispettivamente Trieste e Rapallo. È il remake delle sfide del 2018, 2019 e 2022-2023, entrambe vinte dalle etnee che vanno a caccia del 25esimo titolo nazionale di pallanuoto femminile. Si gioca il meglio delle tre partite con le atlete di Martina Miceli che vogliono partire con il piede giusto pur avendo la consapevolezza di affrontare un avversario di tutto rispetto che insegue il primo scudetto. L'Orizzonte proverà ad indirizzare la sfida cercando di sfruttare il fattore campo e quindi il calore del pubblico catanese. Gara 2 a Roma martedì 27 maggio ed eventualmente finalissima a Catania martedì 31 maggio, quando verosimilmente verrà segnato il tricolore, ammesso che una delle due antagoniste riesca ad ottenere 2 vittorie in 3 giorni. E noi ci fermiamo con questo servizio, grazie per averci seguito, questa edizione termina qui, vi ricordo il prossimo appuntamento alle 20 con il TG Sicilia e vi auguro un buon proseguimento, un buon pomeriggio.